29 giocatori da 9 regioni italiane si sono sfidate nel primo torneo in Veneto per ciechi o ipovedenti. Ad organizzarlo lo scorso fine settimana ad Abano Terme il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi ed Ipovedenti, nato nel 2023 a Treviso. I giocatori si sono cimentati su speciali scacchiere tattili. Questa che vedete davanti a me è una scacchiera per non vedenti. Questi sono i pezzi bianchi, che vedete sono pezzi lisci. È una scacchiera magnetica, il pezzo si solleva e si rimette nella sua casella. Le caselle bianche sono le caselle basse e lisce, le caselle nere sono ruvide e più alte rispetto alle bianche. I pezzi neri si distinguono per un chiodino che hanno sulla sommità. In questo modo mani esperte ed allenate al nobil gioco conoscono in ogni momento la posizione esatta dei pezzi sulla scacchiera e le manovre da eseguire per attaccare o per difendere, e sotto i tavoli immancabili compagni, i fedeli cani guida.